Eccoci con Carlo Mazzarella, anche oggi in gol, 3 partite di fila che segni, 4 gol su 5 partite per dirla tutta. Allora Mazza, perché per i tifosi così vieni chiamato, personalmente insomma visto anche lo score di gol che hai fatto fino adesso puoi essere soddisfatto, ma penso anche come prestazione della squadra in generale. Sì, io penso che 3 settimane fa se qualcuno pensava ai risultati che abbiamo ottenuto ci avrebbero creduto in pochi, visto le partite che ci aspettavano. Abbiamo dato il massimo, siamo riusciti a fare dei bei risultati, peccato perché come a Porto Mansuè se riesci magari a un po' di fortuna, un po' con la gestione, un po' più di esperienza magari riesci a portarla anche a casa, però va bene anche così insomma. Sì. Abbiamo dato tutto, abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto, quindi... Perché abbiamo pareggiato con le 2 squadre forse più titolate che vogliono vincere il campionato e sono state costruite per questo fin dalla partenza, e come dicevi tu con pizzico di fortuna forse si poteva anche... Sicuramente loro sulla carta dovrebbero avere qualcosa in più, però anche la partita di oggi dimostra che possiamo giocarcela con tutte quante, perché pareggiare, vincere con la Pitergina che è un'altra contendente, nonostante avesse 0 punti, però è una squadra che sicuramente poi verrà fuori e lo ha dimostrato vincendo con il Treviso mercoledì, quindi secondo me possiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. C'è da lavorare ancora tanto, però sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni. Sì, questa è anche la sensazione che hanno i tifosi, noi che tifiamo sugli spalti. Andando un po' più sul personale, al di là del taglio di capelli come novità rispetto all'anno scorso, fisicamente come stai? Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio perché in preparazione ho avuto la tendinite, quindi mi sono dovuto allenare un pochettino a singhiozzo e infatti le prime partite sono subentrato dalla panchina, adesso comincio a stare discretamente, anche oggi al 90esimo correvo ancora, quindi c'è da lavorare. Allora diamo appuntamento a chi vuol seguire la squadra per domenica prossima all'Ovis Presiano e tu sarai in forma come sempre. Speriamo di sì. Grazie, ciao. Grazie.